Intesa San Paolo mi comunicava con la lettera ricevuta che chiude la filiale di Onigo, la filiale che si trova nella sede municipale, filiale di Intesa San Paolo, ex Veneto Banca. La comunicazione di Banca Intesa è stata una doccia fredda per il sindaco di Pederobba. Essendo l'unica banca a servizio della cittadinanza della frazione di Onigo, che ricordo essere la frazione più grande del comune, chiudendo quella filiale appunto rimaniamo senza banca. Stando a quanto riferito al sindaco, saranno altre le filiali ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca destinate alla chiusura in quell'area. Mi hanno detto che sostanzialmente tutte le filiali dove sono in affitto ex Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza verranno chiuse e altre 20 circa nel territorio della Pedemontana Trevigiana. Appresa la notizia, il deputato trevigiano di Forza Italia Raffaele Barato ha deciso di chiedere chiarimenti. Abbiamo mandato una lettera ai vertici della banca che ci diano delle risposte serie e concrete. Credo che le stesse amministrazioni dove ci sono queste banche abbiano il diritto di sapere cosa sta succedendo. Farò anche un'interrogazione parlamentare per capire se è questa la linea che la banca vuole prendere. Mi auguro che non sia davvero questa. Interpellata, Banca Intesa spiega come al momento dell'operazione di acquisizione delle due ex popolari venete fosse stato annunciato l'accorpamento, non tanto la chiusura di 600 filiali ex BPV e Veneto Banca in Italia, circa 400 nel Triveneto. Nella scelta, spiega l'istituto di credito, si tiene conto dell'eventuale sovrapposizione di due filiali vicine e dell'occupazione di immobili in affitto in un'ottica di economicità. Tutto questo però, aggiunge subito dopo Banca Intesa, viene fatto con l'obiettivo di creare il minor danno possibile ai clienti e quindi tenendo conto che laddove venga chiusa una filiale ve ne sia un'altra a circa 1,5 chilometri di distanza o incrementando la presenza all'interno dei tabaccai dove è possibile svolgere alcune operazioni bancarie.